Riapre a ottobre il dormitorio del centro Chiarella di Chiavari. Casa Maria Teresa Bruzzone è pronta ad ospitare i senza fissa dimora, forte dell'esperienza positiva di questi anni. Soprattutto nei mesi invernali la richiesta di posti letto è assolutamente un bisogno elevato, ci sono molte persone che vivono per la strada e quindi il fatto di poter avere un posto dove fermarsi, anche solo riposare per una notte, è sicuramente una risorsa non da poco. Le modalità non cambiano, Caritas e Centro d'Ascolto fanno un primo filtro, le persone vengono portate al dormitorio ogni sera, qui trovano un ristoro, possono lavarsi, lasciare i vestiti sporchi e trovare un letto caldo, un'opera che nel tempo ha raccolto la solidarietà di molti. Un centinaio di persone ha ruotato durante tutto l'anno distribuendosi nelle sere, a volte la notte anche, nelle mattine. Ci sono delle persone che vengono con la massima gratuità a fare le pulizie, che è una risorsa grandissima. Parlare di dormitorio è riduttivo, in realtà è un luogo d'incontro, qui è possibile guardare negli occhi chi è finito sulla strada sotto i colpi della vita, un'esperienza formativa per i volontari e di dignità per chi è accolto. Questo aiuta anche a noi, diciamo, a toglierci dai pregiudizi anche relativi alla persona che è senza fissa dimora, che non è per forza il barbone, diciamo, che si incontra sotto casa. Ecco. Ci sono realtà delicate con le quali dobbiamo scontrarci e avere delicatezza, rispetto. Del tema si è parlato stamani in occasione del pranzo con i senza fissa dimora all'esterno del Chiarella per i 73 anni del villaggio del ragazzo. È bello seguire il Vangelo che dice: quando fai una festa, quando inviti qualcuno a pranzo, non invitare quelli che ti contraccambiano, ma invita quelli che non hanno e fai festa con loro. E l'Antico Testamento è bello su questo, nel senso degli ebrei di quando è festa devi condividere.